Pronti? 1, 2, 3. Valido questo segnale con Darwin dei Greppi che fila subito al comando nonostante il numero 1. Parte molto bene Dunga dal secondo nastro. E va subito all'attacco di Darwin dei Greppi superando l'opposizione di Deltaplano Jet. Numero 2 Desiderato FB squalificato. Squalifica per Desiderato FB. Intanto Numero 4 fila Dunga DDP dopo squalificato. 300 metri di gara. Dunga in vantaggio nei confronti di Darwin dei Greppi e Deltaplano Jet, quarta posizione per Diva Starlight. All'esterno invece muove Drake. Intanto 29,8 da tarare per Dunga che è partito velocemente dal secondo nastro e in breve si è profilato sui primi per sfilare in 300 metri. Ora completamento del giro in 1-1-3, seconda posizione per Darwin dei Greppi, poi all'esterno cerca di impegnarsi Diva Starlight in anticipo su Drake, lungo la corda c'è Deltaplano Jet in terza posizione che precede Dylan Chris. Tanto chilometro in 1:16,7 per Dunga, ovviamente come sapete da tarare. All'esterno ora Diva Starlight va a viso scoperto su Dunga e a un giro dalla conclusione i due in pariglia davanti a Darwin dei Greppi, Deltaplano Jet, Drake al largo. Dunga accelera sotto la pressione di Diva Starlight, si arriva ai 600 finali con un parziale in 14,3. Diva Starlight rimane però al sediolo di Dunga, a contatto anche Darwin dei Greppi, poi Drake, ancora Deltaplano Jet, cavalli che affrontano gli ultimi 400 metri di gara. Ultima curva con Dunga in vantaggio, Diva Starlight sempre all'esterno, alla corda c'è Darwin dei Greppi, poi Deltaplano Jet, il tentativo intanto in terza ruota anche di Damaris Griff, retta d'arrivo con Dunga leggermente affaticato, passa Darwin dei Greppi nel finale. Darwin dei Greppi viene a vincere nei confronti di Diva Starlight e di Dunga, che nel finale è sensibilmente calato. 28,8 la chiusa, ma c'era un 28,4 di penultimo quarto, 1,14,5 da tarare, anzi no, 14,5 per Darwin dei Greppi che vince a grossa quota con Manuel Pistone. Darwin dei Greppi per conto di Riccardo Pezzatini viene a vincere questa corsa d'handicap sul doppio chilometro, sprintando bene all'interno in retta d'arrivo dopo aver lasciato strada a Dunga in 300 metri. In arrivo si prende la rivincita Darwin dei Greppi, Manuel Pistone e Riccardo Pezzatini, la scuderia All Right.